PD dovrebbe preoccuparsi di altro, penso che solo un irresponsabile potrebbe proporre la rivoluzione, quella cruenta, quella delle armi, quella delle sommosse. La verità è che la frase che ho detto è riferita, ho detto ai miei militanti, ai militanti che erano lì, ho detto pronti tutti ad andare in strada per la rivoluzione, nel senso che andare con i gazebo, la rivoluzione è ovviamente gandhiana e pacifica, questo poco ma sicuro. L'unica rivoluzione che conosco è quella della democrazia. Chi parla di me con certi toni o non conosce la mia storia politica o è in malafede. Da Conselve a Treviso fino a Roma il tragitto della polemica è questo. Il governatore del Veneto risponde alla bufera innescatasi dopo che nel comune padovano, sul palco della festa della Lega, accanto a Matteo Salvini, parlava della mobilitazione delle prossime settimane per chiedere il voto e non un governo definito dell'inciucio. Vi aspetto tutti in strada e tutti pronti per la rivoluzione. Grazie a tutti, mi raccomando. Apriti cielo. In poche ore le parole di Zaia, considerato da tutti un moderato di grande equilibrio nel variegato panorama del Carroccio, fanno il giro dei media, provocando la reazione dei parlamentari del PD. Parole eversive, Zaia ha perso il controllo, toni inaccettabili sono alcuni degli attacchi arrivati da Davide Faraone, Daniela Sbrollini, Alessia Rotta, Andrea Ferrazzi. Zaia ribadisce: solo uno sconsiderato può pensare che mi possa riferire alla iconografia e alla pratica della rivoluzione violenta e cruenta. Poi parla il PD che comunque ci sta regalando, sta per regalarci questo scherzetto di un governo fatto con loro presenti che hanno sempre perso le elezioni ultimamente, che non sono state scelte dai cittadini, ci evitano di andare a elezioni, questa è la vera rivoluzione che stanno facendo loro, ma soprattutto ricordo una cosa, che il PD, lo stesso PD che nel 2014 ha impugnato il referendum del Veneto, ci ha portato per 13 mesi in Corte Costituzionale, abbiamo dovuto attendere una sentenza e vincere una causa in Corte Costituzionale per permettere ai veneti di andare a fare il referendum. Per noi governo significa autonomia, continua, e non credo certo che potremmo ottenere risposte da un esecutivo come quello che si propone in questi giorni. Autonomia che però non è arrivata nemmeno nei 14 mesi di vita del governo giallo-verde. E allora perché, attacca il PD, non proporre la rivoluzione prima? Perché i contesti erano diversi, cioè io ho detto ai militanti adesso pronti con la rivoluzione per fare sicuramente opposizione e campagna, quindi tornare in strada con i gazebo, questa è la rivoluzione. Dall'altro devo dire al PD che se va a controllare le mie dichiarazioni non sono stato di certo dolce con questo governo rispetto all'autonomia, come non lo sono stato neanche con loro, visto e considerato che quella misera preintesa che abbiamo firmato su mia volontà non hanno avuto neanche il coraggio di farla firmare dal Presidente del Consiglio, ma hanno delegato altri.